Ciao a tutti, sono Alessandro del blog girimoto.it. Oggi calda, anzi caldissima domenica di maggio, 28 gradi nonostante sia tardo pomeriggio. Mi sono rifugiato sui Colli Verici vicentini, c'è un po' d'aria fresca e come mai vi faccio il video così tutto bardato? Perché mi è capitato, per arrivare fino a qua, di incontrare molti motociclisti che come me avevano sicuramente molto caldo. Io sono veramente sudatissimo nonostante sia fuori da pochi minuti, e la cosa che mi ha sorpreso più di tutte è che la maggior parte di loro era senza guanti, chi con i pantaloni corti, chi senza giacca, con la maglietta, e quindi niente, volevo iniziare questo video prima di mostrarvi un po' di immagini dei Colli Verici, raccomandandovi appunto di usare sempre le protezioni quando andate in moto, anche se fa molto caldo. Mi raccomando, ripeto, soprattutto i guanti, perché se dovesse succedere qualcosa è la prima cosa che mettiamo a terra o che utilizziamo per proteggerci. Quindi mi raccomando, sicurezza prima di tutto, anche se c'è caldo, e appunto soprattutto guanti sempre addosso. Adesso andiamo a fare un giretto qui sui Verici, vi faccio vedere un paio di posti carini e poi ci vediamo per la chiusura. Ciao ciao!
Eccoci qui, il giro di oggi è finito, appunto una domenica molto calda, si avvicina la sera, ma i 27 gradi ancora non se ne sono andati, sono abbastanza sudato, stanco, però sono contento del giretto in moto che ho fatto oggi con la mia piccolina, con il mio Monster 1200. Oggi appunto giro domenicale molto rapido, un paio d'ore nei Colli Iberici, di cui vi ho parlato spesso e vi ho parlato soprattutto di strade da affrontare, da percorrere, da sperimentare. E nel video di oggi invece vi ho fatto vedere alcuni posticini carini da visitare, qualche piccola passeggiata che si può fare tranquillamente con calzature anche non specialistiche da trekking. E la tipologia di posti che vi ho mostrato oggi in questo video, che appunto sono andato a visitare oggi in moto, non è molto conosciuta, è conosciuta soprattutto da chi è del luogo, ma chi magari è da fuori non conosce questi posticini carini, e quindi vi ho fatto questo video per vederli insieme. In particolare vado un po' in ordine sparso, ma spero di metterli in ordine anche con il video e con il percorso. Il giro è nei dintorni di Barbarano e Mossano, e tra l'altro, per chi non è di qui, è facilmente raggiungibile dall'autostrada 31 uscita Albettone Barbarano. In questo momento ci troviamo ad Albettone e qui in fondo ci sono i miei Colli Euganei. Consiglio i Colli Iberici se si ha una domenica libera, perché sono meno urbanizzati e quindi c'è più strada libera da poter percorrere in moto sui Iberici rispetto agli Euganei, però magari nei vicini Colli Euganei potete eventualmente fare tappa enogastronomica, perché da quel punto di vista sono un pochettino più forniti, diciamo, c'è un po' più di scelta, ma è anche un po' più trafficata, un po' più frequentata come zona quella dei Colli Euganei, appunto, rispetto ai Iberici. Oggi appunto siamo partiti da Barbarano. Abbiamo fatto un giro nella zona di Villaga e Toara. Come vi dicevo, nella zona di Villaga abbiamo girato un po' nelle stradine di campagna, e in particolare la zona di Villaga è zona in produzione del Rapperonzolo, per chi è curioso appunto anche di queste cose enogastronomiche. E dopodiché ci siamo spostati e siamo andati a vedere il convento del 1500 di San Pancrazio, che in questo momento è in fase di restauro, ma che comunque è molto carino. C'è una bella passeggiata ed è appunto un bel punto dove fermarsi per fare una pausa e fare 2 passi a piedi. Dopodiché il pezzo forte della giornata, del giro in moto di oggi, è il giro ai mulini di Mossano, che è una piccola stradina, qualche centinaio di metri, quindi comoda anche appunto da fare anche senza attrezzatura da trekking, insomma, anche con il vestiario da moto. Sono poche centinaia di metri, è un piccolo borgo dove ci sono i resti ristrutturati, restaurati, perché sono diventate abitazioni nel tempo, di una parte di mulini. E poi alla fine del percorso c'è un mulino ancora in condizioni ottime di conservazione, ancora funzionante, dell'epoca. Non ricordo sinceramente l'epoca di realizzazione, o comunque l'epoca dei mulini, ma eventualmente in descrizione vi metterò tutti i link necessari per raggiungere questo luogo, che è poco conosciuto, molto carino, e che vi consiglio appunto di visitare se decidete di passare una domenica in moto qui sui Colli Iberici. Per finire ci siamo fermati alla chiesetta di San Vito, qui ai piedi di Albettone, e poi eccoci qua appunto ad Albettone. È un posto che
utilizzo spesso per fare i video, perché c'è una bella postazione panoramica ed è relativamente poco trafficata. Quindi io dal Bettone, quindi dai Colli Iberici, mi avvicino verso casa, verso i Colli Euganei, Abano Terme, e vi saluto. Vi lascio appunto informazioni, link sui posti che avete visto oggi. Eventualmente provo anche a ricostruire un pochettino l'itinerario, metto tutto in descrizione. Sul blog girimoto.it, cercando Colli Iberici e seguendo il tag Colli Iberici, trovate tantissime informazioni su altri posti da frequentare e da visitare qui sui Colli Iberici, e anche qui su YouTube potete andare in cerca nei vecchi video. Ci sono dei video appunto girati qui sui Colli Iberici, quindi se volete anche vedere un pochettino di strade lo potete fare guardando i video precedenti girati appunto qui nei Colli Iberici. E sicuramente appunto insieme con i Colli Euganei è una località ideale per una domenica in moto, non troppo impegnativa, senza troppi dislivelli, senza troppi impegni dal punto di vista della guida, ma comunque con dei panorami interessanti, delle belle curve, delle belle strade e appunto anche luoghi dove si mangia, si beve bene, responsabilmente ovviamente. Bene, anche per oggi, per il video di oggi, direi che è tutto. Se volete altre informazioni o se volete aggiungere qualcosa su località un po' particolari e poco conosciute dei Colli Iberici, scrivetelo nei commenti, e io e la bestiolina vi salutiamo. Alla prossima, ciao.